Benvenuto, io sono il dottor Alessio Veneziano, terapista e fondatore del programma Neurobalance per la gestione e cura dei dolori persistenti. Nei prossimi minuti ti guiderò in un esercizio di riequilibrio nel sistema nervoso chiamato tracciamento somatico. Questo è pensato per il rilascio del dolore cervicale o cervicalgia o di qualsiasi altra area di disagio tu scelga di esplorare. Prima di iniziare, è importante che tu sappia una cosa. Nella maggior parte dei dolori o sintomi muscoloscheletrici, quelli che persistono per più di 3 mesi, non è il tessuto il problema, non è il corpo il problema, ma è un sistema nervoso che è entrato in uno stato di ipersensibilità. Questo esercizio ti aiuterà a riprogrammare il modo in cui il tuo cervello interpreta e invia i segnali alla zona del corpo coinvolta. In questo modo iniziamo a neutralizzare l'allarme alla base dei sintomi. Se vuoi approfondire questa tecnica e il mio programma completo, trovi il link in descrizione. Ora mettiti in una posizione comoda, lontano da fonti di distrazione. Puoi stare seduto o sdraiato. Quando sei pronto o pronta, chiudi dolcemente gli occhi. Inizia semplicemente a portare adesso l'attenzione al respiro, senza modificarlo in alcun modo. Osservalo così com'è. Lascialo fluire libero. Ora molto gradualmente permetti al respiro di rallentare, allungando leggermente sia l'inspirazione che l'espirazione. Nota come l'aria entra ed esce, come espande e svuota la pancia e il petto. Ricorda, rallentare il respiro e portare l'attenzione adesso, come stai facendo adesso, è un modo diretto per comunicare sicurezza al tuo cervello e favorire il rilascio di sostanze calmanti. Ora porta l'attenzione a una sensazione fisica dominante nel tuo corpo. Fai una breve scansione interna e nota dove percepisci più tensione, rigidità o disagio. Questa tensione o disagio potrebbe essere localizzata nel collo, nelle spalle, nelle scapole, nella testa. Qualsiasi punto va bene. Ora immagina di portare del respiro, dell'ossigeno
proprio in quella zona. Come se l'aria che entra dalle narici potesse raggiungere delicatamente quello spazio. Ad ogni ispirazione ed espirazione stai inviando messaggi di sicurezza. È normale che una parte di te voglia spegnere quella sensazione, evitarla o distrarsi. Questa volta però ti invito a fare qualcosa di diverso. Rimani con la sensazione, senza scappare, senza combatterla, senza cercare di cambiarla. Lasciala essere così com'è. Osservala. Non stai reagendo, non stai cercando di eliminarla, stai solo sentendo. E rimani presente, perché tu non sei quella sensazione, tu sei qualcosa di più grande. Tu sei coscienza, consapevolezza. Inizia ad avvicinarti a questa sensazione con curiosità, come se la stessi esplorando per la prima volta. Ora, alla prossima espirazione, nota se questa sensazione cambia. Magari si diffonde, si sposta, magari si attenua o rimane uguale, o magari va su, si altera. Questo ti fa capire che non c'è nulla di fisico che mantiene questa sensazione, ma è come la nostra consapevolezza reagisce col corpo, e questo non ti deve fare più paura. Qualsiasi cosa stia accadendo adesso va bene così. In questo momento non stiamo cercando di ottenere un risultato. Stiamo comunicando al cervello che questa parte del corpo è al sicuro. Ora immagina di osservare queste sensazioni da una cima di una montagna. Tu sei lì in alto, stabile, e le sensazioni sono là sotto. Da qui non giudichi, non interpreti, le osservi soltanto. Nota quanto è interessante vedere come si muovono, come cambiano forma o intensità. Rimani presente. In questo momento stai insegnando al tuo cervello qualcosa di nuovo. Sentire non è pericoloso. Forse percepisci formicolii,
Forse la tensione stia aumentando, magari diminuendo. Va bene comunque. Ora proviamo a descrivere questa sensazione. Nota se è calda o se è fredda. Nota se pulsa. Nota se è pesante o leggera. Nota se è mobile, se si muove o se sta ferma. Stiamo raccogliendo informazioni, non combattendo. Nel momento che stai raccogliendo queste informazioni, non le stai giudicando. E quindi il cervello nota che quella zona del corpo è neutra. Così il sintomo perderà la sua potenza. Ora prenditi una breve pausa e ritorna al respiro. Lascialo fluire senza modificarlo. Se la mente è vaga, va bene. Accorgitene e torna gentilmente qui al respiro, senza giudicarti. Ma riporta adesso l'attenzione alla sensazione corporea, nota la sua posizione e seguila. Nota se diminuisce o se aumenta. Osserviamola nuovamente, per l'ultima volta. Adesso nota come il tuo stato psicofisico è cambiato, semplicemente cambiando il modo di ascoltare. Questi allarmi, questi sintomi si disattivano perché stai rispondendo con della presenza, con della fiducia, con dell'apertura. Ora in questi ultimi momenti immagina questa sensazione come una nuvola bianca che attraversa un cielo blu e osserva come cambia forma. Quella nuvola è la sensazione del tuo corpo. Portala del respiro e portale dell'amore. Anche se in passato ti ha fatto soffrire, questa sensazione è nata per proteggerti e ora puoi ringraziarla e lasciarle spazio per trasformarsi. Ricordale che sei al sicuro e ricordati che l'intensità non è sinonimo di danneggiamento. Ad ogni espirazione entri adesso in uno stato di rilassamento sempre più profondo. Il corpo si distende, la mente si calma. Rimani ancorato al respiro e alla mia voce.
Senti ora una sensazione di gratitudine che nasce dal petto e si espande alla gola e alla pancia. E adesso illumina tutto il corpo gradualmente. Lascia che questa gratitudine si diffonda ovunque, dalla testa ai piedi. Ora conterò da 0 a 5 e al 5 aprirai gli occhi, sentendoti più presente, più calmo e più leggero. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Apri gli occhi e porta con te questa sensazione di libertà, di pace, di tranquillità. Continua quindi la tua giornata con maggiore stabilità. Grazie per aver dedicato questo tempo per te. Se vuoi praticare esercizi come questo all'interno di un percorso strutturato, trovi il link in descrizione. Io sono il dottor Alessio Veneziano e ci vediamo alla prossima.